Sentite, io sono venuta qua per prendervi tutti, ma tutti proprio, prendervi tutti e dire, guardate, è l'ultimo giorno dell'80, stasera si canta il Te Deum. La parabola di cui Gesù parla, dove dice dell'operaio dell'ultima ora, è vera, come è vero il Vangelo perché è Vangelo. Quindi se noi incominciamo oggi, se incominciamo adesso ad amare Gesù amato, nelle circostanze, nei distacchi, nei dolori intimi, dolori esterni, nelle persone che ci avvicinano, eccetera, e lo amiamo sempre, ogni volta che si presenta, subito, senza aspettare, e con gioia, noi riguadagniamo l'80. Cioè non abbiamo perso l'80, e un anno c'è. E un anno c'è perché è Vangelo, è Vangelo. E quindi questo lo facciamo tutti, siamo tutti d'accordo, facciamo tutti. Poi domani incomincia il fatidico 81, che è quando incominciamo a farci santi, insomma, perché qui è tutta una cosa che il Signore ci dà così, perché Lui è misericordia e che ci condona tutto l'anno 80, ma l'81 dobbiamo crearcelo noi con l'aiuto della grazia di Dio. Quindi io ero felicissima sin da ieri, ho detto, chissà quanti verranno dietro questa cosa, chissà quanti saranno contenti di questo, perché addirittura che ci si è ammessi, meglio mettersi del tutto, no? Meglio fare. Allora io questo volevo dirvi, ma dentro mi bruciava perché desideravo, ecco, perché è sempre stata un po' la mia vocazione quella di comunicare anche agli altri, certo che io ho trovato, e Maria Gabriela mi dà una manina e mi dice, ma caro, non ancora neanche 15 anni che tu pensavi, basta 2 o 3 anni, vedi se ce l'ho fatta io, ce la farai anche tu, ecco, e io dico se ce l'ha fatta lei ce la faremo tutti, ecco, allora noi ci mettiamo, perché ci saremo tutti questi qui che siamo un altro anno alla fine dell'anno. Beh, se lei ci ha impiegato 2 o 3 anni, può darsi che in un anno ce la facciamo. Allora io mi metto, e anche voi.